se far vino lo faccio con chi come me. Non è mai scontato, la vita non vive metà. Ci vuole emozione e tanta sincerità. Da sotto un ciliegio io guardo gli amici miei, compagni di viaggio a cui non rinuncerei. Le semplici cose sono attimi di felicità. Blanco neri, O basta pari e si può, questi dagi, una bene di emozione. non le facci. La prova ascolta tu, non sarà proibito ma quasi nell'easy. E allora con che sigle che intanto va in davanti, noi continuiamo a sentire la sigla, andiamo a sentire un po' che amici, se che dici, se col film, come potete sbiodi, andiamo a sentire, se ne va a Binore, dunque, che appaia che venga. Allora intanto venga Gino che sta versando il print tie dal 2015, mi pare che ne bottiglie dal 2010, caro. Perché è un bottiglione dal 2010, su sfase tanti auguri di buon anno a tutti. Bene, se venite? È il Nestre Merlot. Merlot è il particolare, no? È dal nere dai amici. Ricordate anche mo che c'è etichette 2010, come potete sbiodi, vedete il nere dai amici. Tignu tal carattel di rule. Se anche so da badire, dunque allora andiamo adesso, ci spostiamo parlando un po' in italiano, un po' in tedesco, anche in austro-ungarico, che venga il Nestre a me che il TAE, il Persot. Buondì, ogni anno siamo sempre qua a tagliare il Persot di Marcello con gli amici dei neri degli amici, no? Sì, è che il bon. È lì che il bon, sicuro. La quatriaiski sta. Sì? Sì. Che si più, perché la prima stagionata. Senti, è il primo anno che tu vieni sto a tagliarlo o è il rito? Di sempre. Rito ormai. Quindi sai che sta anche tu tagliare il Persot. Bisogna controllare sul registro. Allora, in attesa del brogliaccio abbiamo un altro amico. Si può chiacchierare per Parpulà. Ecco, portiamo anche, ho portato anche le rede a fare. Come è stato a battiarlo? Battiati place al Persot, ha detto che qua Calvin Grant beve il vino. Bene, sei contento? Sì. Ok. Ti piace il prosciutto? Buono. Ti piace? Bene. E ven che l'ha portato ufficialmente il Persot? Il Persot, infatti, l'ottava fan come dal nere dei amici, sono importato che Persot ma tacchen mangiare, spero che sia di buono come sempre, auguri a tutti. Insomma, l'importante è che alla fine si divertissi, si torni a riscoviarsi di tradizione. Guai se no, mangiano che altre robe si Minuti di tempo. mi pare che non sia grandi. Bene. Allora le mie ore. Ecco, bisogna che lui è anche un ristoratore, no? Sì, un ambiente che altri tre cacciatori si regolano. Quindi remanzastra. Sì. Poi che plastic tipici, che sono amici di ogni banda. Ma sono in mobilore, ma dopo arriverà in mobilore. Dopo che ci si sveglia, no? Bene. Allora Franco, insomma anche voi il sorelle è arrivato, che è la roba importante, no? Che dà un tocco in più di che riguarda chi sta bene le giornate. Come che potete vedere, la roba più importante è il mangiare, il beve ven dopo e questa è una caratteristica che lo vinto. Se che lei di starsi che viene e si fa per fare roba scala. Chiaramente sport tipico furlano. Chiaramente questo è un serio di orgoglio perché anche Marcello lo mi fa socio onorario di che cantine che ha, lui e sono ben votani che prende all'anno da 11 a misdè e venga col Persot sulla schiena. Dopo due chi altri si vegliano al seguito. Sono due amici, due che hanno condiviso queste nostre iniziative. Lo stiamo dismettendo che da queste iniziative nessuno anche la fiesta in Badia di San Giuseppe, perché questo è lo spirito in cui noi abbiamo sempre voluto dargli un'immagine a queste robe, non come il mangiare, non come il bere, ma che spirito di amicizia che tanti volte sono ben perduti. Allora non resta che te saluto a tutti. Un saluto a tutti che presenza, a tutti che hanno vigné e chi che magari che non prendono vigné, che però si
divisi ogni anno che di queste biele, di queste uniche o di feste. E grazie a chi ha mis, altrimenti senza gli amis non si potrebbe fare. Continua il nostro viaggio all'interno di queste bellissime giornate, venga anche Toulouse di San Nicolò, dei Moulins. Allora hai tu presente, no? Mario Turissi. Ecco, belle giornate, no? Bellissima, una giornata meravigliosa, trovati in compagnia qua a mangiare il prosciutto di un Bontai stagionato di 4 anni mi sembra. Beh, di svizzare non sa di tappa, ma No, il vino è prezioso. sono sicuro. Sicuro, il vino è buonissimo. La finire di mangiare, come non sente Rometto invece. Rometto, per 6 k, sai che Rometto è che l'ha inventato il blando agli amici. Esatto. Non ho idea, no? Non mi idea di farlo. Del nero non te lo digerisci sbega. Non mi piace tanto il nero e il bianco in preferenza. Allora tanto le schiate che mi hanno fatto. Insomma, qualche don all'area un po' scettico, invece. Il mio lavoro benissimo, è stupendo. A parte che mi piace il bianco, allora dico che è stupendo, ma. Però. No, l'importante insomma è che si beve, ci si diverte. Altro che? Anche masse? Anche masse. Ma un po' di cose, no? Sì, benissimo. Sembra che dopo si digerisce. Io come il latte. Come il latte. E dopo il venca, bisogna dire la verità, non perché le franco, ma io sono tanti anni ormai che frequento il Quest, devo dire la verità che il vino veramente è come il latte, no? Tu lo bevi, salva io diretto, non si che tu bevi un tai e te lo bevi in buon, vuol dire che è buono. Ma non le neanche dici, si pidretta, veni l'ora chiusa. Dai, io diretto come ne sai te. Una volta era la patria dei vini bianchi. Beh, infatti questo qui è una cosa eccellentissima. Adesso anche col rosso. Adesso proveremo anche quello, vediamo che anzi il nero dai amici. Ah, giusto, ha ragione. Con la nostra intervista, lui non può bere vino rosso perché essendo ex GDF potrebbe trovare i fondi neri. Invece I fondi neri non li abbiamo trovati, spariscono sempre. Tutto siamo sicuri? Sì. Che è certificato DOC. Sembriamo Maurizio Costanzo imitati da Teocoli. Senti, anche quest'anno un'ottima annata, questo è il 2010 abbiamo detto, significa che qui feste del 2010 è uscito fuori un vino eccezionale. È stata un'annata particolare. Senti, grande giornata, essere assieme, sposare la Puglia col Friuli. Bene, proprio. Possiamo dire. Puglia, Friuli, Brindisi. Bene, meglio di così. Sono di Brindisi. Facciamo il brindisi allora. Grazie. Ciao. Allora all'interno non poteva mangiare un'altra nostra a me e collega, soprattutto tanti battaglie sul campo, in particolare al stadio Friuli. Allora il mio che esce a stadio. Sì, Aldi mio. Senti, può essere di lanciare al Capozzo, no? Vedo che Pozzo ha tante iniziative, no? Magari fa che robi scaglie fuori da stadio o dentro da stadio. No, dentro da stadio, come che era una volta in sale stampe, quando arrivava in qualche titolo il presotto, salampe, che robe sale. Mio che no, che robe che stanno mettendo, sarebbe poi una robe furlane. Non è che li les purtroppo le regole si vietano, no? Vietano, però se lei in regole. Ma soprattutto perché non sanno che vuol dire la furlania è come Dio comanda. Sì, perché quel che veniva era certamente in regole, quel che forniva i prodotti era in duce testare, era in regole. Per me era una roba di ripeti e di continuare soprattutto anche per far conoscere i nostri prodotti in Friuli un'autopromozione sì veramente perché robe sky insomma serve anche per scuviaggi c'è che purtroppo si sta dismentendo che queste robe qua è veramente fatte ad hoc per continuare le tradizioni. È l'importante la che è importantissimo, grazie. E noi siamo capaci di parlare Sì, grazie. Ben Renzo, che è l'anima e corpo di questo vino. Il corpo? No, niente, non cosa. Questa caraglia per furlane. Sai di dire, come tradizione ogni anno si chiama in ca, con 2 amici spinti e fa sì che se viene Capodanno sperando che lei di mio e beve un buon tai di vino con prosciutto
buono che non sparte sempre in questo amico Marcello e noi auguri a tutti che Dio us le mandi buone. Senti, tutto se vendete l'anima e il corpo, nel senso che lei che segue proprio il vino, no? Di che il partes da planta che arriva sulla tavola. Sì, è vero, e allora noi abbiamo una passione medico anche attaccato. Quando io con mio cognato, è sempre la passione di frutta perché mi ha sempre sul bevi anche, di dire la verità. Di frutta. Perché cani sono il vaga. È vero. Escluso il frutto di e allora è così poi, e che passione mi piace di farlo, perché può essere, mi pare che venga buono e bene, sono contento. Non resta che te, non a scherzare. Bene, come non a scherzare, lo te karate, così vedremo, non sarà una grande nave, perché che stanno è stata una nave maledette, ballorde. Però il vino è sincero, non sarà una grande nave, ma di po' di bevi sicuramente. E non lo beviamo. Anche di questi telespettatori, se vedi, insomma, a te. Allora, grazie a Renzo, buon lavoro. Allora, a sentire anche gli amici che arrivano da dove arriva? Da Ronchi dei Legionari. Da Ronchi dei Legionari, dunque arriva dalla Bisiaccaria. La Bisiaccaria, io non sono bisiacco, però è una zona molto bella che mi piace, abitiamo lì da 10 anni ormai. Voi siete Telefriuli? No, Canal Furlan. Ah, Canal Furlan. Noi siamo sempre in prima linea. Cosa vuol dire venire qui dal Nere dai Amici? Vuol dire prima di tutto vedere le meravigliose terre del Coglio qua, che sono stupende. Noi siamo venuti su a piedi da Corno, vi siamo andati all'abbazia, abbiamo fatto tutta la discesa, adesso scendiamo e abbiamo visto che si può anche venire in bici qua da queste parti. E quindi quando sarà primavera verremo con le bici sicuramente. Un periodo dove c'è un periodo di crisi serve proprio questo, per far conoscere dei luoghi dove la cultura, il buon bere e la simpatia della gente si sposa e calza a pennello. Assolutamente sì, soprattutto questi periodi con delle cose molto semplici e con delle cose stare tra la gente e stare in questi meravigliosi posti che fa proprio bene a questi periodi qua, sicuramente. Bene, allora sentiamo anche la signora, sei d'accordo? La signora è d'accordo. Ogni suo gesto conferma quello che ha detto il suo consorcio. Contenta, buon anno. Buon anno. Buon anno. Soprattutto bere e mangiare in simpatia, non in allegria. Simpatia, sì, il bere e mangiare lasciamo agli uomini. Voi state da guardare. Beh, insomma, per modo di dire. O per modo di dire, insomma, non è che eufemismo, no? La signora conferma. Beh, diciamo meglio, io meglio che stia alla larga in realtà, e comunque auguro a tutti la salute prima cosa, perché è la più importante, visto che gli acciacchi li abbiamo già continuamente. Speriamo che sia un buon anno. Sia un bel buon anno a tutti quanti, forse un po' meglio del 14. Speriamo. Allora auguri di nuovo. Grazie. Buon brindisi. Grazie. Questo signore, oltre ad essere un carissimo amico, lui arriva dalla Svizzera, tanti anni in Svizzera, è ritornato in Friuli, 4 anni, no? 40 anni in Svizzera, 4 più 0 fa 40, giustamente. Senti, tornare a sposare il Friuli come Dio comanda. Il Friuli è il Friuli, le femmine svizzere, ma italiane, però è stata 3 mesi la conosco, io sono stato modis, mi fanno dal, però l'ultima volta hai fatto capo, se non sei Furlan, hai fatto vonda via per il mondo. Certo. E sono felice di essere in Friuli, che le mettiare. Che insomma non si dismente mai da là che si va a No, non tu puoi dismettere. Però hai di dire che le Svizzere mi ha dato tanto. Senti, si dice che il Friuli è un etiano un po' particolare, no? Dove magari il Furlan è un po' particolare, un po' durot come si dice. In particolare se si sa tu sei, ti dicerai non sei non eri in dis, già se beh, per Renzo compagnia in dai vins toscans, dai vins abruzzesi, non sono stati accettati también, perché non. E le furlanie, le rube dalle furlanie. Che parte il champagne, come si dice, che è imbottigliata. Sa, conosco tutte le robe che hai. Dice la verità. L'aur de Badia, che è proprio l'aur, potevi inquadrare Maurizio, l'aur de Badia. Vedete anche la particolarità dal vino. Sì, un bel colore. Non si un ticut, un tic chauvinistico.
Non dicono che sono i francesi sovinisti, ma si chiamano furlans. Un po' particolare. Sì, particolari. Però vive le furlanie, vive furlans. Io sono furlan. Prima sono furlan, dopo sono italiano, dopo sono europeo. Auguri di nuovo. Grazie. Allora, ci intromettiamo in mezzo, abbiamo anche Giorgio Pontoni che è arrivato qua in attesa del Cegedaccio 2015. Grazie a Franco che ogni Questa anno... Calangia per Furlano? Sì, ah sì? Beh, anzi le mie si chiamano le mie ore. Allora, grazie a Franco Piani che mi vede sempre a mangiare per sudca buonissimi 36 mesi che vinca, non so se tu vi ho inviato una bottigliotta lì per stare qui a Mis e io e qua un raduno bellissimo perché arrivi in Duc e prende l'anno e a parte ben per l'anno e allora io faccio auguri a Duc a che vi odin, no? Un buon anno felice per tutti e via. Sento una roba, approfittiamo per sapere un po' quali novità saranno il prossimo Cegedaccio che sarà in primavera, no? Sì, viaggio il 10 di aprile, faremo una bella... E tu e tuo fratello? Sì, prima lì? Beh, Renato sicuramente. Non mica Renato, insomma, no? Il bel René. Il bel René, no? Faremo una bella roba con qualche novità che come non sto a spiegare e siamo una musica, siamo un bel ritrovo per tutti e quindi io penso che sia un piacere per tutti che vengono, che non sconoscono, ormai di tanti anni se non seguissimo, ecco. Bene, allora auguri a te, auguri a nostri telespettatori, è stata una puntata un po' speciale come vedete all'interno del telegiornale di Ostaria TV, Canal Furlan, proprio per scuviarsi e tornare a partare le tradizioni come che lei all'interno del nostro canale, le che di partare riscuviarsi, in un certo senso di tradizioni furlani. Si dice che il bevi e il fa male, invece non è vero, se si beve Furlan con intelligenza e con quel tocco di badie che serve sempre, io vi dico che la furlania non stiamo per nessuno, perché il nero degli amici, il blanco degli amici, e ben veduto con Franco eccetera, e ben veduto anche l'aur delle badie, se ve non dite, buon anno a tutti e alla prossima, ciao. Mandi, ciao. Mi piace far vino, lo faccio con chi come me. Non è mai scontato, la vita non vive metà. Ci vuole emozione e tanta sincerità. Da sotto un ciliegio io guardo gli amici miei, compagni di viaggio a cui non rinuncerei. Le semplici cose sono attimi di felicità.